E ci sono gli approfondimenti di Antenna 3 Nord-Est. Ringrazio davvero chi ci ha raggiunto in studio, perché oggi parliamo di temi fiscali e diamo davvero le istruzioni per l'uso, perché questi che arrivano, stanno arrivando, sono mesi importanti. A febbraio c'è la scadenza per la consegna dell'ISEE, poi c'è tutto il tema dell'assegno unico e c'è una legge di bilancio con cui dobbiamo fare i conti. Allora, vi presento gli ospiti. Siamo con Monica Giomma, amministratore delegato, amministratrice delegata del CAF Veneto SRL. Monica, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Per essere tornata a trovarci. Sara Franchetto, responsabile fiscale provinciale CAF Veneto SRL Treviso. Buongiorno, buongiorno Sara. In collegamento c'è Giuliana Maffei, responsabile fiscale provinciale CAF Veneto SRL. Allora, avete visto che è comparso, buongiorno Giuliana, un numero di telefono, perché abbiamo dei professionisti che sono qui e sono a vostra disposizione, quindi domande, curiosità, problemi. Sapete che potete fare riferimento a questo spazio che durerà circa un'oretta, potete telefonare e poi in caso potete anche lasciare i vostri contatti in modo da essere richiamati, perché insomma gli uffici del CAF SRL stanno lavorando alacremente, Monica, in queste giornate. Sono giornate di fuoco, c'è la scadenza dell'ISEE, un ISEE per il quale poi sarebbero stati anche annunciati dei cambiamenti, ma ad oggi non ci sono ancora i decreti attuativi, quindi ci si muove come ci si è sempre mossi. Come state lavorando? Quali sono le sfide che state affrontando e anche che cosa dobbiamo un po' dire alle persone, perché a seconda delle tante storie che voi incontrate tutti i giorni, voi vedete quali sono le criticità. E quindi proviamo un po' intanto a chiarire questo punto. Ricordo e chiedo alla regia, noi abbiamo anche delle slide che abbiamo preparato per queste sull'assegno unico, andiamo su quella dell'ISEE in modo da quella dell'ISEE, grazie, in modo da poter fissare i concetti che dirà la nostra Monica. Prego Monica. Allora, noi siamo entrati nel vivo di quello che è il periodo iniziale di ogni anno che ci vede, diciamo, attivi sul fronte dei rinnovi della dichiarazione ISEE. La dichiarazione ISEE, lo sappiamo, è quello strumento che ormai da parecchi anni consente ai cittadini di poter ottenere benefici, sussidi a livello economico che di fatto vanno ad integrare quello che è il bilancio familiare. È uno strumento gratuito, l'anno scorso di fatto poi l'INPS ci ha visti costretti i CAF chiaramente a introdurre una piccola compartecipazione di quella che è la spesa per poter redigere nel caso di DSU ripetute, ma di fatto la prima dichiarazione ISEE possiamo dire che rimane a tutt'oggi un servizio gratuito. Noi siamo impegnati ad assistere i cittadini che diciamo nei primi mesi dell'anno vogliono, perché appunto hanno dei benefici, poi magari Giuliana nel merito ne parlerà, di assegno di inclusione, supporto, formazione al lavoro e altri, di poter ottenere fin da subito il rinnovo dell'ISEE per poter beneficiare immediatamente di quello che è appunto il sussidio del beneficio, come ad esempio l'assegno unico. La cosa importante da dire è che fare l'ISEE è sempre un'opportunità. Non possiamo e non dobbiamo farci diciamo un po' distogliere dal fatto che a volte si hanno dei redditi di una certa entità, si hanno patrimoni di una certa entità, perché il calcolo dell'ISEE è un diciamo calcolo particolare fatto sì da una sommatoria di tutti i redditi e i patrimoni di tutti coloro i quali compongono il nucleo familiare, ma poi vengono diciamo tolte delle franchigie, viene moltiplicato per un coefficiente in base a quanti sono i componenti presenti nel nucleo, se ci sono disabili, quindi farlo ti consente comunque di capire se il tuo valore ISEE, che non è altro che un valore economico, si traduce in un importo economico, ti permette di poter beneficiare dei sussidi per la scuola per i figli, piuttosto che di tutti gli strumenti per la disabilità, l'assegno unico e quant'altro. Quindi i nostri sportelli sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mattino e pomeriggio. Ci si può tranquillamente prenotare telefonando o passando di persona o comunque tramite anche insomma i canali WhatsApp o quelli che abbiamo a disposizione sul sito.
per quanto riguarda l'aggiornamento anche dell'elenco appunto dei documenti, qualora per una persona fosse la prima volta che diciamo utilizza questo strumento, non si deve assolutamente preoccupare del fatto che la lista chiaramente la lista è un po' lunghetta, ma si lunga, trova brava. nel vostro sito, tra l'altro Sì, c'è certo, tutto, quindi certo, attenzione, avete certo. un elenco e ovviamente oltre ai vari documenti nostri bisogna portare il modello redditi, cioè chiarire insomma quanto sì. si è percepito e poi aggiungere se si hanno anche altri, certo. altre entrate, no? Certo, corretto? assolutamente sì, viene chiesto ad esempio la giacenza media, facciamo sempre riferimento ai 2 anni precedenti, ecco, come sempre qui a livello diciamo del nostro sistema fiscale, come un po' la dichiarazione, quindi guardiamo l'anno 31/12/2023, giacenza media, estratto conto. Bravissima, i 2 anni precedenti rispetto all'anno 25 che siamo oggi. Monica, quindi. se ci sono poi dei cambiamenti invece nel corso dell'anno si può anche fare un'integrazione dell'ISEE? Assolutamente, certo che sì, la DSU in qualsiasi momento dell'anno può essere, in base poi alla situazione e a ciò che cambia, naturalmente i colleghi daranno le indicazioni su come poter rinnovare l'ISEE e andarla a modificare rispetto alla situazione diciamo personale di ogni nucleo familiare o soggetto che ve ne fa richiesta. Non spaventatevi, è un'opportunità, ci sono tanti documenti da raccogliere, ma insomma anche andando a chiederli direttamente alle vostre banche non ci dovrebbero essere problemi, anzi addirittura alcune con l'home banking danno già tutto sul telefono, quindi alcune cose sono piuttosto semplici da raccogliere. Vi faccio vedere, questa è la pagina della CGIL di Treviso con indicato proprio tutto il passaggio legato all'ISEE e alle prestazioni sociali, perché come ben detto da Monica, sulla base dell'ISEE, quindi di questo coefficiente, di questo valore, poi voi avete diritto a tante cose, avete diritto all'assegno unico, ma avete diritto anche a tutta una serie di contributi, però dovete attestare questo ISEE. Senza l'attestazione dell'ISEE questi contributi non potranno mai essere erogati. Allora io farei un passo indietro con Sara, che ringrazio, perché la legge di bilancio del 2025 ci dà la traccia di che cosa possiamo o non possiamo ottenere anche a seconda insomma, di quanto percepiamo, quindi per i lavoratori. Quali sono le novità sostanzialmente? Allora, la legge di bilancio del 2025 ci ha dato delle conferme rispetto a quello che era stato stabilito l'anno scorso e ci sono delle novità. Allora, intanto partiamo da quelle che sono le conferme. L'anno scorso, in via transitoria, il governo aveva deciso di ridurre ulteriormente quelli che sono gli scaglioni IRPEF, quindi diciamo quelle che sono le fasce in base a cui noi lavoratori pensionati pagano le imposte. Okay, già nel 2022 avevamo avuto una riduzione, quindi eravamo passati dai 5 scaglioni che ormai avevano una vita più che ventennale ai 4 scaglioni. E nel 2024, quindi l'anno scorso, abbiamo visto ridurre ulteriormente a 3 scaglioni. Nel 2025, quindi la legge di bilancio, ha deciso che questa divisione in 3 scaglioni, che doveva essere diciamo transitoria, prevista solo per un anno, va a regime. Quindi vuol dire che da quest'anno in poi, sempre se non ci sono modifiche, questi saranno gli scaglioni su cui andremo a pagare le tasse. Inoltre si è deciso, e questa è un'altra conferma, che la detrazione da lavoro dipendente per chi ha un reddito complessivo sotto i 15.000 euro è stata innalzata e rapportata a quella che è la detrazione da pensione per lo stesso range di reddito. Questo cosa vuol dire? Che se la mia detrazione da lavoro dipendente è più alta, questo vuol dire che alla fine io pagherò meno tasse rispetto al preventivato. Poi c'è sostanzialmente delle novità che impatteranno comunque sul reddito da lavoro dipendente, perché mentre gli scaglioni si applicano a tutti i contribuenti, queste novità invece riguardano prevalentemente i lavoratori dipendenti, perché noi fino all'anno scorso avevamo per i redditi fino a 35.000 euro
una decontribuzione previdenziale che aveva 2 fasce sostanzialmente, ma questo cosa voleva dire? Che tutti coloro che avevano un reddito fino a quel limite lì pagavano meno contributi all'INPS, il resto veniva coperto dallo Stato, e questo faceva sì che le nostre buste paga, anche se non era di fatto cambiato niente su quello che era il lordo, ricevessimo alla fine una busta paga più alta rispetto a quella, esatto, un pochino più pesante rispetto a quella. Invece adesso è stata tolta questa decontribuzione, è rimasta solo quella per le mamme lavoratrici con delle specifiche, però questa agevolazione è stata sostituita da una serie di detrazioni che sono di 3 tipi, e qua ci siamo un po' sbizzarriti. Quindi abbiamo una fascia per i redditi fino a 20.000, stiamo parlando solo del reddito al lavoro dipendente in questo caso, quindi non tocca i pensionati, questo ragionamento che stiamo facendo. Quindi fino a 20.000 avremo una sorta di bonus, anche qui con 3 fasce, dove c'è una percentuale che viene applicata al lavoro dipendente. La devo bloccare un attimo, sì. Sara, mi perdoni, perché dovrebbe esserci una telefonata, è corretto? Sì, abbiamo qualcuno che ha chiamato? Pronto? Pronto? Sì, eccola, buongiorno, la ascoltiamo, è in onda, prego. Allora, sono Michela, Treviso, Montebelluna, per dire meglio, provincia, e niente, volevo fare una domanda per il dottor Sofilite. Sì. C'è qualcuno che suggerisce sotto? Alzi un pochino la voce. Un attimo, perché mio marito ha alzato il televisore. Ecco, allora, io ho fatto l'intervento per il... da diverso tempo mi hanno detto che c'era un bonus che si poteva fare richiesta, non lavorando, appunto lui ha una piccola pensione e quindi non è più come prima, e ho anche un mutuo residuo. Devo bloccarla un attimo perché ci manca il contesto. Lei chiama per suo marito che non lavora, ha una piccola pensione, corretto? Ok. Esatto. Mi hanno detto che c'era un bonus e mi serviva l'ISEE, l'ho fatta ieri. Ecco, e settimana scorsa, l'anno scorso l'avevo già fatta tramite i servizi sociali e mi avevano detto che ero fuori. Quest'anno l'ho rifatta e adesso vediamo, mi chiameranno per vedere se sono dentro. Nel frattempo, l'anno scorso, essendo morto mio papà, abbiamo fatto la successione e mi è venuto dentro, mi hanno detto che anche una piccola, come si dice, una piccola quota della casa della mamma, però io non ho, non è che prendo redditi da quella casa, insomma. Quindi un immobile che la signora, mi perdoni, ha ereditato, di cui ha ereditato una piccola parte. Tra l'altro, Monica, se non sbaglio, essendo mancato l'anno scorso, ancora nell'ISEE di quest'anno non dovrebbe rientrare, giusto? No. Quindi gli rientrerà probabilmente tra 2 anni. Esattamente. Bisogna vedere, perché la signora diceva che è la casa della mamma. Esatto, molto probabilmente se la mamma è ancora in vita, la mamma potrebbe avere il diritto di abitazione e quindi di fatto la signora non dichiara niente. Quell'immobile non quella impata. quota di proprietà è una quota inespressa, perché è coperta dal diritto di abitazione che è prevalente rispetto alla proprietà stessa. Ha capito? Sua mamma è in vita? Mamma è viva, per cui abbiamo fatto metà la mamma e diviso 3 i fratelli, però io ho detto che la quota non è che mi procura reddito, non c'è. Tecnicamente no, però tecnicamente no, ma un immobile di fatto ha un valore e quel valore purtroppo la proprietà immobiliare e comunque in ogni caso il patrimonio mobiliare e immobiliare influisce e quindi è vero che non produce reddito, sì, la pietra sì, però effettivamente non produce reddito ma rientra nel patrimonio, nel senso che se lei un giorno volesse venderla avrebbe un guadagno, un guadagno e quindi ad ogni modo lei adesso non deve preoccuparsi perché l'ISEE che lei ha fatto va a calcolare quello che lei
aveva al 31/12/2023, quindi fra 2 anni rientrerà e qui in questo caso io davvero la invito a rivolgersi ai servizi di Treviso Servizi SRL, perché potrebbero darle delle indicazioni utili, no? Anche dei consigli utili. Certo. Su come gestire questo immobile. Certo, corretto, Sara? da quello che diceva la signora Michela, mi pare di capire che la mamma, che è ancora in vita, quindi si è andato a dividere l'immobile in base alle quote di eredità, quasi sicuramente avrà il diritto di abitazione, quindi di fatto la mamma lo dichiarerà al 100% al di là di quella che è la proprietà effettiva, e la signora alla fine non dovrà dichiarare nulla su questo immobile, quindi di fatto non andrà neanche nell'ISEE. Però è una cosa da verificare ovviamente con i documenti in mano. Siamo stati chiari? Immagino di sì, immagino di sì. Ad ogni modo, ecco, per quest'anno direi che lei non si deve preoccupare. Sara, torniamo un po' a quello che stavamo dicendo legato a questa forma di detrazione, e poi vorrei andare subito da Giuliana per capire nel 2025 cosa cambia per l'assegno di inclusione, visto e considerato che per ottenere l'assegno dell'inclusione l'ISEE è indispensabile. Sara. Sì, stavo dicendo che ovviamente l'anno scorso godevamo per i redditi sotto i 35.000 di una decontribuzione generalizzata, anche se a fasce, che è stata tolta, ripeto, è rimasta solo quella per le mamme lavoratrici che si trovano in determinate condizioni, e quindi è stata sostituita da un sistema un po' complesso di bonus / detrazioni. Le fasce sono 3 e all'interno di queste fasce ci sono delle sottocategorie, quindi già è complesso capire come applicarle. Quindi abbiamo una fascia per i redditi fino a 20.000, una fascia per i redditi tra 20.000 e 32.000 e l'ultima che è tra 32.000 e 40.000. Allora, la prima fascia, quella fino a 20.000, è divisa ulteriormente in 3 scaglioni, chiamiamoli così, e ad ogni scaglione si applica una percentuale sul reddito da lavoro dipendente. Quindi io devo andare a vedere se ho redditi fino a 20.000, in che scaglioncino mi trovo. In base al scaglioncino in cui mi trovo c'è un numeretto, chiamiamolo così, su cui faccio una moltiplicazione sul mio reddito da lavoro dipendente. La cifra che esce è una sorta di bonus che mi viene riconosciuto, e già qui, ripeto, ci sono notevoli complessità. La seconda, che è quella più semplice, che va dai 20.000 ai 32.000, è un'ulteriore detrazione di 1.000 euro, quindi tondi, per cui là già è più facile capire che cosa mi spetta. Dopodiché c'è la terza fascia, che è quella tra i 32.000 e i 40.000, per cui questi 1.000 euro decalano innalzarsi del mio reddito. Quindi più mi avvicino ai 32.000, più alto sarà l'importo, più mi avvicino ai 40.000 e più questo importo andrà ad azzerarsi. E quindi capite bene che anche per un contribuente che viene da noi per capire se l'anno in corso deve fare magari delle spese di un certo tipo, capire un attimo che capienza fiscale si ritroverà, non è semplice. E oltre a questa, diciamo, complicazione se ne è aggiunta un'ulteriore, che è quella che, questo vale per tutti i contribuenti, il governo ha deciso di diciamo, introdurre una sorta di limite a quelle che possono essere le detrazioni sugli oneri detraibili in base al reddito. Anche qui non ci troviamo in una novità assoluta, perché comunque è già in atto diciamo, una rimodulazione per quelli che sono i redditi tra 120.000 e 240.000. Quest'anno, tra l'altro, nel 730 ce ne sarà una seconda per i redditi che superano i 50.000, quindi, ripeto, stiamo parlando di qualcosa di complesso a livello di calcolo, ma la novità del 2025 è quella di dividere qui i contribuenti tra chi sta sopra i 75.000 ma sotto i 100.000 di reddito e chi è oltre i 100.000. Queste sono le due fasce da prendere in considerazione. All'interno di queste fasce
si stabiliscono dei limiti sulla probabile detrazione da oneri detraibili in base alla tipologia di famiglia che l'utente ha, e quindi si inserisce una sorta di quoziente familiare che diciamo che al governo attuale è abbastanza caro. Abbastanza caro. Sì, abbastanza caro. Il governo attuale, che tra l'altro Monica ha annunciato, no, che dall'evasione fiscale arriveranno tanti soldini. In questi giorni stanno partendo le lettere dell'Agenzia delle Entrate, chissà se chi ci segue ha già ricevuto qualcosa, per chi magari nel compilare il modello 730 si è dimenticato di inserire, no, qualcosina. Sono persone che potrebbero anche far difficoltà a sostenere questa multa, se così la si può chiamare, perché poi ci sono gli interessi. Sì, allora stanno arrivando quelle che vengono chiamate in termine tecnico compliance, ossia sono degli inviti da parte dell'Agenzia Entrate a ricontrollare la posizione in questa ultima tranche, i redditi 2021, perché l'Agenzia nel controllo delle proprie banche dati verifica che, ad esempio, Monica Giomo non ha dichiarato un reddito in quell'annualità all'interno della sua dichiarazione dei redditi. Cosa succede? Manda a casa questa comunicazione, la persona, naturalmente la prima cosa utile da fare, quindi è un suggerimento che diamo, è rivolgersi alla struttura intermediaria che gli ha predisposto la dichiarazione dell'epoca o comunque insomma l'intermediario a cui si avvale per l'assistenza fiscale, e il quale provvederà ad aiutare a verificare la persona se effettivamente ha omesso di dichiarare quel reddito. Sara mi diceva che stanno arrivando presso i nostri sportelli in questo periodo delle persone appunto con questi inviti, e il reddito tra virgolette segnalato dall'agenzia, parliamo di canoni di locazione, quindi affitti. Cosa succede? Noi naturalmente aiutiamo la persona che ha ricevuto questa comunicazione o predisponendo una dichiarazione integrativa, quindi di fatto ravvedendo quella posizione dell'epoca. Possibilmente ci sono delle tempistiche che l'Agenzia delle Entrate chiaramente dà, che possono essere 30-60 giorni. È utile sempre attivarsi velocemente in modo tale che nel momento in cui si può diciamo integrare quella posizione si riducono intanto magari le sanzioni e non si aspetta il secondo passaggio, che è invece l'accertamento vero e proprio da parte dell'Agenzia Entrate. Però ritorniamo sempre in una situazione per cui, se parliamo di lotta all'evasione fiscale, mi sembrano parole un po' troppo forti, un po' grandi, perché di fatto parliamo di lavoratori pensionati che magari nel momento in cui hanno predisposto la loro dichiarazione dei redditi o per dimenticanza o comunque insomma per una condizione non erano in condizione magari di pagare le loro imposte, e lo fanno a distanza di tempo, ma si parla sempre di lavoratori e pensionati che di fatto tirano fuori dalle loro insomma tasche i soldini e pagano regolarmente l'IRPEF. Non parliamo di evasori fiscali, perché gli evasori sono altra cosa insomma diversa. E ancora da lì insomma un pochino più difficile, no? Portarli a casa quei soldi. Allora devo andare in pubblicità, chiedo a Giuliana di attenderci davvero ancora pochi secondi. Giuliana, poi siamo da lei con tutti i passaggi legati all'assegno di inclusione. Grazie, a tra poco. Ben ritrovati ancora con il nostro approfondimento sui temi fiscali, subito in collegamento con Giuliana Maffei, responsabile fiscale provinciale CAF Veneto SRL di Treviso. Ancora benvenuta Giuliana. Volevo toccare con lei il tema dell'assegno di inclusione, perché anche qui ci sono delle novità, visto che siamo alle battute finali per la presentazione dell'ISEE, e poi anche capire quanto dura. Riusciamo a fare una fotografia legata all'assegno di inclusione? Certamente. Allora, questa misura importante, diciamo fra virgolette, è entrata in vigore nel 2024 e ha sostituito di fatto il reddito di cittadinanza con alcuni limiti in più rispetto a quello che era la vecchia misura che conosciamo benissimo. E con questa nuova legge di bilancio sono stati introdotti dei nuovi limiti ai parametri ISEE per allargare, diciamo, in un certo senso la platea dei soggetti che possono usufruire di questo beneficio. Allora, i soggetti che possono beneficiare di questa agevolazione
sono limitati rispetto a quello che era l'RDC, mentre l'RDC prima bastava avere di fatto un limite ISEE entro il quale si rientrava. Adesso con questa nuova misura, appunto l'assegno di inclusione, oltre a rispettare il limite ISEE che con questa nuova legge di bilancio passa dai 9.360 euro di limite massimo per avere questa agevolazione che si dovevano avere nel 2024, nel 2025 il nuovo limite ISEE è di 10.140 euro. Quindi c'è stata un'apertura per quanto riguarda il valore ISEE. I soggetti che possono usufruire di questa agevolazione devono avere al loro interno dei soggetti minori, dei bambini, dei figli, devono avere dei soggetti disabili, dei soggetti svantaggiati, e per soggetti svantaggiati intendiamo dei soggetti che sono seguiti di prassi servizi sociali o dei centri di assistenza, quali ad esempio possono essere soggetti con dipendenze, soggetti con fragilità particolari, senza fissa dimora, soggetti vittime di violenza, che vengono seguiti e stanno percorrendo un percorso di recupero, di sostegno da parte dei servizi sociali oppure da parte dei centri presso cui sono collocati. Oltre a questi soggetti hanno diritto all'assegno di inclusione anche quei nuclei o quei soggetti con più di 60 anni. A quanto ammonta, Giuliana, se posso chiederle? Di che cifre stiamo parlando? Allora, può essere l'importo, perché ci sono due componenti. C'è la componente reddituale che è di 500 euro per una scala di equivalenza che arriva fino a un massimo di 2,3, quindi se sono da solo sarà 500 euro per uno, se fossi un soggetto con disabilità sarebbe 500 per 1,5, ok? D'accordo. Fino a un massimo di 2,3. Questa è la componente reddituale, che anche questa non è fissa, è il massimo, perché se io ad esempio ho percepito altri introiti dovrò rapportare, mettiamo che io ho detto 500 euro mensili, però è un 6.000 euro quindi di limite annuale per un singolo soggetto, ok, che non ha disabilità. Quindi se io ho percepito 2.000 euro nell'arco dell'anno perché ho fatto un lavoretto, a quei 6.000 euro massimi che io potrò percepire nell'anno tolgono i 2.000 euro che io ho ricevuto perché avevo questo lavoretto, quindi 4.000 diviso 12 e così mi viene calcolato il contributo. Però poi c'è un'altra componente che può essere aggiunta a questa componente reddituale, che è data dal fatto che io sia un soggetto in affitto piuttosto che stia pagando un mutuo, e anche in questi due casi verranno aggiunti degli importi che, ad esempio, per fare un caso, per quanto riguarda la casa in affitto, mi viene riconosciuto un contributo che anche qua è intervenuta la legge di bilancio, che mi ha portato il limite che avevamo nel 2024 di 3.369 euro annuali a 3.640 euro quest'anno, e quindi se io sono un soggetto che ha diritto all'ADI e sono in affitto, posso, oltre alla componente reddituale, usufruire mensilmente, io dico massimo perché l'importo non può superare ovviamente il mio canone locazione, di altri 303 euro. Quindi diciamo che è una misura che è di grande aiuto alle famiglie. Certo. Diciamo che comunque comporta tutta una serie di adempimenti abbastanza complessi. Beh, una volta fatta la domanda, ok, io faccio la mia domanda, comunque il beneficio non parte da quando io faccio la domanda, ma da quando presento il PAD. Il PAD sarebbe il patto di attivazione digitale, ok, e comporta l'iscrizione a una piattaforma che si chiama il SISL. Io con questa attivazione, come si dice, autorizzo praticamente l'INPS, ok,
a inviare i miei dati agli enti interessati da tutto Certo. il processo che interessa all'ADI e certifico anche i miei contatti, che possono essere il numero di telefono fisso, cellulare o la mail, per poter essere contattato in tutto questo procedimento. Essere contattato anche inizialmente per sapere se la mia domanda è stata accolta e per quando, cioè per andare a ritirare la mia tesserina, perché l'ADI non viene riconosciuto, non viene accreditato in un conto corrente, ma viene rilasciata una tesserina tipo un bancomat e là io mi ritrovo i soldini che mi spettano in base al mio ISEE, in base alla mia componente reddituale, affitto, quello che è, quello che stavamo facendo prima. C'è una tesserina, ma quanto dura poi? Cioè io lo ottengo, no? Ho diritto a questo assegno di inclusione, per quanto tempo ne ho diritto? Devo poi fare una nuova domanda, scaduto il tempo? Allora, l'assegno di inclusione ha una durata di 18 mesi. Alla scadenza dei 18 mesi c'è un mese di sospensione e in questo mese di sospensione, se voglio continuare a percepire con continuità il mio contributo, faccio la domanda e poi mi viene riconosciuto per altri 12 mesi. Dopo altri 12 mesi avrò di nuovo il mio mese di sospensione e poi potrò rifarlo per ogni 12 mesi. Allora, interessante perché avete sentito, no? Bisogna presentare il PAD, quindi è chiaro che chi necessita, insomma, chi potrebbe avere diritto di un assegno di inclusione si deve appoggiare a servizi come questi. Non è possibile, insomma, far da sé, no Giuliana? È impossibile. E questo è l'assegno di inclusione. Vorrei fare un passaggio velocissimo per i nuovi nati, quindi su che cosa c'è per i nuovi nati e anche ovviamente sull'assegno unico, anche qui dovremo avere una slide. Giuliana, ci racconta qualcosa? Allora, diciamo che il bonus nuovi nati alla fine riprende quello che era il vecchio bonus bebè. Noi abbiamo avuto per diversi anni il bonus bebè, poi nel 2022 con l'entrata in vigore dell'assegno unico è stato bloccato, okay, perché sembrava per un paio d'anni che fosse incompatibile con l'assegno di assegno unico e invece con la nuova legge di bilancio è stato riportato in vita, diciamo, il vecchio bonus bebè, solo che adesso si chiama bonus nuovi nati, ok? E, bisogna avere un limite ISEE per quanto riguarda questo nuovo bonus di 40.000 euro e bisognerà fare una domandina perché non viene riconosciuto in automatico. Al momento comunque non si hanno ancora i dettagli del procedimento per il bonus nuove nascite 2025, quindi al momento si sa solo che il limite è 40.000 euro, verrà riconosciuto un importo di 1.000 euro che potrà essere utilizzato per i nuovi nati 25 o adottati, solo per quelli nati e adottati nel 25. Il beneficio è di 1.000 euro che può essere utilizzato per latte in polvere, carrozzine, tutto quello che è necessario per il nuovo nato. Per quello che riguarda l'assegno unico, vedevo la slide, questi due benefici non sono incompatibili, quindi io posso avere sia l'assegno unico che questo nuovo bonus. Una novità di cui stanno parlando molto in TV, nei social, però c'è un po' di confusione, è dovuta al fatto che per il riconoscimento di questo bonus nascita 2025, bonus bebè, chiamiamolo come vogliamo, non viene considerato l'assegno unico. Molti, diciamo che è stata fatta un po' di confusione dai media, molti pensano che l'assegno unico non rientri più nell'ISEE, invece di fatto l'assegno unico rientra nell'ISEE come è stato anche negli anni precedenti. Poi l'INPS, quando farà il calcolo per riconoscere l'importo, riconoscere l'effettiva, come si dice, l'effettiva percezione a un nucleo, a un soggetto, un genitore, quello che è di questi 1.000 euro, quindi per capire se rientro nei 40.000 euro, non mi considera l'assegno unico. Perché ad esempio se io con l'assegno unico ho un ISEE di 41.000 euro, ma prendo 2.000 euro di assegno unico, al fine di questo bonus nascite non me lo considerano, quindi il mio ISEE, vabbè il calcolo è complicato, ve lo faccio semplice, non è così semplice, mettiamo che alla fine sul calcolo è 41.000 meno 2.000,
rientro nei 39.000, quindi sono sotto i 40.000 euro, avrò diritto al bonus nascita. Chiarissimo, chiarissimo. C'è un passaggio anche importante, perché con la legge, che c'è stata una nuova legge, c'era anche la possibilità di escludere i titoli di Stato nel calcolo dell'ISEE. Monica, è già operativo questo cambiamento? L'abbiamo un po' accennato all'inizio, però la vorrei chiarire questa cosa. Sì, no, non è ancora operativo, nel senso che dobbiamo comunque attendere da parte dell'INPS la conferma e appunto il fatto che nel calcolo l'INPS vada a togliere sostanzialmente questa quota. Quindi operativamente noi stiamo dando indicazioni, perché chiaramente gli utenti chiedono sia telefonicamente ma anche quando si presentano se devono metterli o non metterli. Vanno messi fino a quando l'INPS non uscirà con il comunicato ufficiale che da quel momento non devono essere conteggiati. Noi dobbiamo andare a lavorare come lo si è fatto fino all'anno passato e quindi considerando anche quella somma. Ricordiamo che sul sito del CAF Veneto SRL, ma insomma poi in generale anche quello che vi abbiamo fatto vedere, CGIL, ci sono tutte quante le informazioni per capire quali sono, cosa rientra, cosa non rientra, che cosa presentare, i documenti necessari. Vi abbiamo fatto vedere e parlato dell'assegno di inclusione, l'assegno unico e il bonus per i nuovi nati. Forse c'è un ultimo passaggio di cui ancora non abbiamo toccato, lo farei fare a Sara, quello della casa, no? C'è qualche novità che riguarda la casa, dei lavori, il super bonus, lavori che voglio fare a casa, detrazioni, anche qui. Insomma, che diritti abbiamo? Allora, il 2025 è un anno di grosse novità, forse un po' per accontentare tutti, quindi da una parte ovviamente le associazioni di costruttori che fino adesso avevano in qualche maniera goduto di quello che erano i frutti della detrazione superbonus, un po' per venire incontro anche al contribuente che vuole ovviamente ristrutturare casa. E direi anche c'è un altro fronte da tener conto, il fatto che sulle nostre teste piove la direttiva europea sulle case green, quindi sulla necessità di efficientare i nostri immobili, perché sappiamo benissimo che in Italia abbiamo un patrimonio immobiliare piuttosto anziano per tutta una serie di motivi, quindi non solo perché abbiamo case anziane, però abbiamo case storiche sostanzialmente, quindi abbiamo una storia per cui adesso questa direttiva che non tiene conto un po' delle specificità dei paesi, delle fasce climatiche e via discorrendo, si impone un po' su certe scelte che si trova costretto a fare il governo. Quindi per accontentare un po' tutti si è scelto di diciamo una soluzione un po', chiamiamola ibrida. Noi nel 2024 avevamo una situazione per quanto riguarda le agevolazioni sulla casa, quindi sui bonus edilizi in particolar modo, con 3 grandi contenitori e 2 un po' più piccoli che derivavano da questi 3, ma diciamo con 3 grandi contenitori. Quindi avevamo il contenitore della ristrutturazione, quello dell'eco bonus e quello del sisma bonus, a cui si affiancava super bonus e eliminazione delle barriere architettoniche, ma che, come dicevo prima, sono un po' una derivazione in qualche maniera di questi 3. All'interno di questi contenitori io avevo delle tipologie di interventi che erano agevolabili, con dei plafond di spesa abbastanza chiari e con delle percentuali di detrazione che dipendevano dalla tipologia di contenitore che avevo scelto. Adesso cosa succede? Intanto tra l'altro queste diciamo, aliquote su cui veniva calcolata la detrazione erano anche differenti a seconda del contenitore che sceglievo. Cosa succede nel 2025? Nel 2025 questi contenitori vengono un po' appiattiti, quindi pur mantenendo la loro specificità a livello di lavori che si possono realizzare, le aliquote sono tutte uguali. Okay? L'unica differenziazione che viene fatta, perché comunque i plafond di spesa rimangono invariati, è quella di andare a dividere l'aliquota tra l'abitazione principale e gli altri casi. Però anche qui ci sono dei distinguo, perché quando parliamo di abitazione principale
parliamo esclusivamente di proprietari o di comunque soggetti che hanno titoli su questi immobili similari a quello della proprietà. Questo cosa vuol dire? Che se io sono l'inquilino, ok, quindi ho un regolare contratto di affitto registrato, pago il mio affitto, per me questa è abitazione principale, ok? O sono il familiare convivente del proprietario, che sono tutte casistiche per cui io posso godere della detrazione se faccio i lavori. Ecco, in queste casistiche qui io non ho diritto al 50%, che è la detrazione che si è scelta, cioè che diciamo il governo ha deciso di assegnare, ma vengo in qualche modo declassato a quella che è l'aliquota per tutti gli altri casi, quindi quella del 36%. Quindi già all'interno diciamo, dei vari contenitori ci sono delle differenze, si fa discrimine tra chi è proprietario e chi non è proprietario. Quindi diciamo che sui social, sul telegiornale e quant'altro ce l'hanno un po' voluta vendere come differenziazione tra abitazione principale e seconde case, però se noi guardiamo bene, salvo che non ci siano dei migliorativi o comunque non ci sia una circolare dell'Agenzia delle Entrate che va un attimo a calmierare, diciamo, queste differenze, cosa che sinceramente vedo difficile perché la norma lì parla proprio di titolari di diritto di proprietà, capite bene che ci sono delle differenze che non sono di poco conto, perché tante volte cosa succedeva? Casistiche che vediamo tutti i giorni, che magari la casa dove si abita è la casa di uno dei due coniugi che magari o non lavora o è incapiente o ha perso il lavoro, per cui subentra nel sostenimento della spesa il familiare convivente, ma anche per motivi di capienza a volte, perché ovviamente il beneficio fiscale è limitato a quello che è ovviamente la capienza fiscale che abbiamo, è chiaro che si va a penalizzare a parità di situazione il familiare convivente piuttosto che il proprietario, quindi si fa un po' discrimine, se vogliamo dirlo, tra quelli che sono i nuclei familiari a seconda di come questi nuclei sono un po' composti e quali sono i redditi all'interno di questi nuclei. E questo riguarda un po' i bonus edilizi. Ci sono però anche delle buone notizie, per fortuna. Ci dia qualche buona notizia, Ci sono Sara? anche, sì, c'è anche qualche buona notizia. Beh, dopo ne abbiamo una in chiusura, le agevolazioni che Monica, locali, ce le dirà lei. Una riguarda il bonus mobili che è stato prorogato di un altro anno, poverino, volevano eliminarlo, però per un altro anno potremo godere insomma di un plafond di 5.000 euro se facciamo lavori di ristrutturazione. Un altro bonus invece il bonus elettrodomestici che dovrebbe partire appena è pronto il decreto, che prevede quindi un aiuto per comprare elettrodomestici di classe energetica almeno B, che sono prodotti in Europa, e forse questo è il requisito un po' più difficile da ottenere. Per un contributo che diciamo a nucleo familiare di 100 euro, se poi il nucleo familiare unite sotto i 25.000 il contributo si innalza a 200 euro. E c'è una novità anche per quello che riguarda le agevolazioni prima casa, che sostanzialmente sono le agevolazioni di cui generalmente godiamo quando compriamo la nostra abitazione principale. Il fatto che quando io ho comprato la casa con le agevolazioni prima casa, la vendo per ricomprarne un'altra sempre con le stesse agevolazioni, fino al 2024 avevo tempo un anno tra l'alienazione dell'immobile e il nuovo acquisto. Dal 2025 avrò un tempo più lungo, avrò 2 anni, quindi almeno su questo fronte hanno aggiustato qualcosina. Abbiamo delle novità. Allora, in chiusura, Savno e Alto Trevigiano Servizi, anche qui l'ISEE è importante, perché se si ha un ISEE inferiore ai 15.000 euro, vi faccio vedere la locandina intanto di Savno, è datata 2024, ma sono... questa è una, l'altra quella che abbiamo preparato, eccola qua, questa è aggiornata, mandate pure questa, eccola qui. Monica, l'ISEE è importante anche perché insomma, ci sono delle agevolazioni, quali sono? Sì, allora anche quest'anno sia Alto Trevigiano Servizi appunto che Savno sono 2 gestori che in collaborazione appunto con le organizzazioni sindacali si sono adoperati per poter aiutare e contribuire diciamo il bilancio dei cittadini, nel senso che entrambe favoriscono appunto uno sconto nella bolletta di queste 2 appunto utenze, presentando la domanda
domanda presso i CAF convenzionati, in questo caso anche CAF CGIL è uno appunto che può tranquillamente e gratuitamente predisporre entrambe le domandine, è sufficiente presentare e rinnovare l'ISEE, il primo passaggio per entrambe, e naturalmente portare magari allo sportello l'ultima fattura di appunto sia acqua che rifiuti, in modo tale da poter predisporre la domanda. Saremo noi a inviare ai due gestori appunto i riferimenti dell'utente che intende beneficiare di questo sconto e niente, e la persona vedrà giustamente poi nella prima fattura utile al termine però della rendicontazione dei due gestori, e quindi l'anno successivo di fatto il beneficio proprio economico. Quindi è importante anche su questo fronte andare eventualmente a sommare questo contributo locale, e quindi ringraziamo giustamente chi si adopera come le organizzazioni sindacali per portarlo a casa, perché non è automatico invece è il contributo di gas e luce naturalmente a livello nazionale, che lì va in automatico, e quindi tutto si può sommare e aiutare naturalmente i nostri bilanci familiari. Anche in questo caso ci sono delle scadenze, no? Abbiamo visto, mi pare, metà maggio per assolutamente sì, qui, Alto per Trevigiano, Alto Trevigiano, sì. Quindi attenzione, ci sono delle scadenze. Certo, ma davvero il nostro lavoro è anche quello di cercare, avendo delle banche dati naturalmente e appunto con i risultati poi delle attestazioni ISEE, certo, contattare chi eventualmente ha questo gestore per dirgli: attenzione, non hai ancora presentato eventualmente la domandina, fallo, perché è una possibilità in più insomma per beneficiare dello sconto in fattura. Riuscire davvero a far valere, no, i diritti delle persone, questo è anche un po' il vostro grande obiettivo. Grazie davvero, e anche noi abbiamo cercato attraverso questa trasmissione di veicolare il più possibile tutte davvero le opportunità che ci sono, perché insomma, anche se non è tantissimo, qualcosina si può ottenere, allora bisogna davvero essere informati e consapevoli di ciò che si può ottenere per poter andare a chiederlo, no? E ottenerlo. Grazie alle nostre ospiti: Monica Giomma, amministratrice delegata di CAF Veneto SRL, Sara Franchetto, grazie, responsabile fiscale provinciale per Treviso, in collegamento Giuliana Maffei, anche lei responsabile fiscale provinciale per Treviso. Grazie anche a lei, Giuliana, per essere stata con noi, a voi. Grazie per il grande lavoro che fate, per l'informazione che riusciamo ogni volta a veicolare, e a voi telespettatori che ci avete seguito anche in questa puntata che torna la prossima settimana. Grazie e arrivederci.